buonasera a tutti, benvenuti ad Attenti al Lupo. Questa sera parliamo del testamento, insomma come sottoscriverlo, in che modo farlo, ma soprattutto quali sono le regole da conoscere e da sapere. Ne parleremo con i nostri esperti questa sera, ma come sempre partiamo da una lettera che ci avete inviato da casa. Maris, buonasera. Buonasera a te Giuseppe, ai nostri ospiti e ai nostri amici che ci seguono da casa, e allora andiamo subito alla cassetta postale di Attenti al Lupo per scoprire da quale lettera partiamo per la puntata di questa sera. Beh, Giuseppe l'ha anticipato, parliamo di testamento, infatti proprio di questo ci chiede Angelo da Bergamo dei chiarimenti e ci dice: gentile redazione, ho 72 anni e da un po' di tempo penso che sia giunto il momento di scrivere il mio testamento. Vorrei farvi a riguardo due domande. Posso scrivere da solo le mie volontà al computer? Ovviamente firmerei poi a penna. E per essere certo che le mie volontà vengano rispettate, devo consegnare una copia del testamento a tutte le persone interessate? Grazie per l'aiuto che potrete darmi e diamolo subito allora l'aiuto d'Angelo. Allora cerchiamo di dare subito una risposta al nostro telespettatore da Bergamo, presentiamo i nostri ospiti che ringraziamo. Buonasera al notaio Gianluca Abate, consigliere nazionale del notariato con delega al sociale. Buonasera notaio. Buonasera. E buonasera al dottor Alessandro Toteschini, dirigente degli archivi notarili. Buonasera. Poi spieghiamo anche che cosa sono questi archivi notarili, poi ce lo spiegherà, perché è interessante e curioso. Ma prima notaio, possiamo dare una risposta? Come si deve comportare questo nostro telespettatore? Sì, allora diamo una risposta ad una domanda interessante, perché è una domanda che ci viene rivolta frequentemente nei nostri studi. Il testamento olografo è proprio il testamento che viene scritto di persona direttamente dal testatore, quindi l'olografia è proprio l'autografia scritto direttamente dalla persona, deve essere datato e firmato, quindi sottoscritto, affinché abbia la sua validità. Nel caso di specie non vi è la necessità che il testamento sia consegnato a tutte le persone che siano state eventualmente istituite eredi, però mi pare che il vostro telespettatore parlava di scrittura a macchina. Sì, no, parlava di scrittura al computer. Si può fare al computer? Lo posso compilare al computer e poi lo firmo? Olografo no, perché come le dicevo la caratteristica principale è la olografia, quindi scritturazione a penna direttamente da parte del testatore. Vi sarebbe una possibilità molto residuale, che è quella del testamento segreto, ma che segue una procedura molto molto difficile, che infatti ha una diffusione veramente molto relativa. In quel caso deve essere sempre sottoscritto dal testatore, ma bisogna andare dal notaio e consegnandogli o questo testamento o sigillato già chiuso, oppure si chiede al notaio di procedere poi alle operazioni di chiusura di questo testamento, ma è un'ipotesi residuale. Quindi se vuole fare il testamento lo deve scrivere a penna per essere sicuro. E poi ne parleremo con queste varie formule possibili per scrivere un testamento, per evitare magari liti in futuro. Certo. Chiedo al dottor Todeschini, com'è cambiato? Perché lei c'ha un po' tutti i numeri. Innanzitutto se ci spiega questa struttura, questo ufficio centrale dove affluiscono, possiamo dire, un po' tutti i testamenti che vengono sottoscritti sostanzialmente dal 1989 in poi, avete un po' il quadro completo. E allora come è cambiato? Se ci può scattare una fotografia, una breve fotografia di quello che sta cambiando. Allora, gli archivi notarili, l'amministrazione degli archivi notarili ha istituito già dagli anni 80 questo registro generale dei testamenti, e quindi è per questo che abbiamo i dati informatizzati dal 1989. In realtà i dati sono presenti negli archivi notarili fin dal 1800, nel senso che i dati relativi ai testamenti sono presenti in ogni singolo archivio notarile dove è possibile fare la ricerca di un eventuale testamento. Il registro generale dei testamenti è stato istituito proprio per consentire alle persone di rintracciare il testamento del quale magari non si è a conoscenza. Ecco, diamo un consiglio pratico. Io voglio sapere qualcosa sulla storia della mia famiglia, magari vedere se c'è stato un testamento negli anni passati. Come posso fare? Accedo al sito, allora, posso fare sì, tutto online, e se prima degli anni 80, come mi devo comportare? Proprio in un flash? Allora, il consiglio è di andare sul sito www.giustizia.it, dove ci sono tutte le informazioni relative al registro generale dei testamenti, oppure si può fare semplicemente una ricerca anche con i motori di ricerca, cercando il registro generale dei testamenti, dove ci sono appunto tutte le informazioni relative alla possibilità di richiedere certificati anche online. Da luglio dell'anno scorso abbiamo informatizzato la richiesta dei certificati e verranno date anche tutte le informazioni nel caso che si tratti di atti antecedenti al 1980 su come regolarsi.
Questa è la situazione del nostro paese. Maris, diamo i riferimenti a casa, magari per delle curiosità da parte dei telespettatori. Doveroso, certo, per tutte le vostre domande potete partecipare alla diretta chiamando il nostro numero verde 800 508 990, vi ricordo che è gratuito anche per i cellulari. Se volete potete anche scriverci un messaggio su Facebook oppure su Twitter, prima dovete cercare questa pagina, quella di Attenti al Lupo. Notaio, le liti succedono dopo tante, e come è possibile impugnare eventualmente un testamento? Poi vedremo le varie forme. Le liti succedono e come? Per tale motivo, proprio al fine di evitare queste contestazioni che molto spesso durano anche molto negli anni, è quanto mai opportuno rivolgersi al notaio e optare per la scelta del testamento pubblico, proprio perché il testamento pubblico viene materialmente stilato dal notaio, che traduce in termini giuridici la volontà della persona e in qualche maniera lo indirizza affinché queste volontà possano avere attuazione, evitando delle contestazioni. Come possono essere impugnate? Beh, se una persona fa un testamento con il quale dispone di tutti i suoi beni a favore di un estraneo e ha magari un coniuge e figli, questo testamento potrà essere impugnato da questi soggetti che vengono qualificati dalla legge come legittimari, che potranno esperire l'azione di riduzione, che è un'azione volta proprio a far, diciamo, a ripristinare, ecco, l'ordine giuridico rispetto ad un testamento che lede i diritti di tali soggetti. Vogliamo vedere insieme il primo cartello che abbiamo preparato, il cartello grafico. Chiedo alla regia di mandarlo in onda. Sono i testamenti in aumento nel corso degli anni. Vedete come è cresciuto? 43.000 nel 1989, 56.000 circa nel 2002, arriviamo nel 2016 a 75.000 testamenti. Quindi una forte crescita, e lo chiedo al... Sì, questo è il dato relativo alle pubblicazioni. Questo è il dato relativo alle pubblicazioni dei testamenti nell'arco di un anno. Di un anno. Esatto, ed è un dato elevato, teniamo presente che ho visto un po' scorrendo. È davvero così che i liguri sono i più attenti nel fare il testamento per il dopo, mentre, non so, i campani e i napoletani sono un po' più scaramantici, evitano di farlo? Cioè, voglio dire, traduciamo anche un po'... Queste comparazioni, diciamo, che vanno effettuate tenendo conto dell'età media della popolazione. È evidente che nelle zone in cui c'è un'età media più elevata avremo una maggiore presenza di testamenti, mentre invece laddove l'età media è più bassa di testamenti ne abbiamo meno, perché difatti, come risulta anche dalle statistiche che abbiamo pubblicato, con il crescere dell'età cresce la propensione alla redazione di un testamento. La media, chiaramente, lei che ha tutti i dati, è tra i 70 e gli 80 anni. Diciamo dai 60 in poi c'è una forte crescita. Che poi decade ovviamente verso gli 80 e 90, perché poi oramai uno, diciamo, che ha già dato le proprie disposizioni. Vogliamo vedere il secondo cartello grafico? Lo facciamo commentare al notaio in studio. I testamenti nel 2016, olografi 59.000, pubblici 16.000, segreti 80, totale 75.000. Ci spiega le tre tipologie? Lei prima l'ha accennato all'inizio della trasmissione. Olografi sono quelli che scriviamo a mano, e rigorosamente a mano bisogna scriverlo, ha detto lei. Che ovviamente deve essere sottoscritto e deve essere datato dal testatore, e questo è un aspetto di fondamentale importanza. Come vede, sono quelli più frequenti. Deve essere sempre fatto davanti ad un notaio, o può essere consegnato? È un testamento che uno può fare liberamente nella propria abitazione. Ovviamente è opportuno anche consegnarlo anche attraverso un deposito fiduciario ad un notaio, perché se uno fa un testamento olografo, lo mette in un cassetto, poi difficilmente si potrà avere conoscenza dello stesso, e quindi vi è il rischio di smarrimenti, il rischio di eventuali alterazioni. È quello più diffuso, come ci dicono i numeri, proprio perché ognuno lo fa in piena libertà. Liberamente. Il pubblico Però, qual è? Il testamento pubblico è quello che ha anche una grande diffusione, è quello che ha il maggiore margine di sicurezza, perché è un atto pubblico, proprio come lo dice direttamente la parola, viene ricevuto dal notaio, la presenza di due testimoni, e, come dicevo poc'anzi, il notaio provvede proprio a tradurre in termini giuridici la volontà del testatore. La persona va dal notaio, gli rappresenta quelle che sono le sue esigenze, le sue volontà per il tempo successivo alla sua morte, e il notaio procede a stillare materialmente questo testamento alla presenza dei testimoni. L'ultimo è il segreto, che io non ho capito bene. Che vuol dire questo testamento segreto? Ce lo spieghi? Parlano proprio i numeri. È molto poco diffuso, perché ha una procedura molto complessa. È pur sempre un testamento notarile, quindi può essere consegnato al notaio in una busta chiusa, il notaio quindi non ne conosce il contenuto, oppure può essere consegnato al notaio in una non chiuso, e il notaio procederà egli stesso
alle operazioni di chiusura redigendo un verbale che viene scritturato proprio su un involto che racchiude questo testamento. È una, diciamo, sotto alcuni aspetti forse anche poco adatto a quelle che sono le esigenze e la realtà odierna, però esiste, lo prescrive il codice e molto spesso alcune persone si rivolgono ai nostri studi, non vogliono che si abbia conoscenza di ciò che è scritto nel loro testamento, che verrà conosciuto soltanto dopo la loro morte. Spazio da casa. Sono tante le telefonate, le domande che ci stanno arrivando, Giuseppe. Allora iniziamo a passare alla prima telespettatrice, Paola, che ci chiama da Modena. Buonasera. Buonasera. Prego, ci dica. Ecco, uno che ha ricevuto un testamento a suo favore, però c'è chi dice, ma potrebbe qualcuno averne fatto, la persona che ha fatto testamento potrebbe averne fatto dopo un altro. Quindi come si fa a sapere se è giusto, è vero questo testamento che abbiamo ricevuto, se magari ce ne sono degli altri fatti dopo? Grazie Paola. Grazie Paola. Dottor Todeschini. Questo è proprio uno dei classici casi in cui il Registro Generale dei Testamenti svolge la sua funzione, perché nel caso che sia stato pubblicato un testamento e ci possa essere ragionevole dubbio che quella persona abbia fatto un successivo testamento nel quale magari ha revocato il precedente oppure ha dettato nuove disposizioni, l'iscrizione nel Registro Generale dei Testamenti consente appunto di rilascio di un certificato da cui risultano tutti i testamenti. Vorrei fare una precisazione a proposito dell'olografo fiduciario che ha menzionato prima il notaio. Su questo argomento in realtà il Ministero della Giustizia di concerto con il notariato stanno promuovendo il fatto che anche i testamenti e olografi fiduciari che al momento non sono iscritti nel Registro Generale dei Testamenti perché non c'è un obbligo di iscrizione, possano almeno su base volontaria essere iscritti in modo da far sì che poi, quando esiste l'esigenza di ricercare i testamenti, anche i testamenti olografi possono essere rintracciati. Notaio, ma è possibile cambiarlo? Una persona fa un testamento a una certa età, poi decide per varie ragioni di modificarlo, magari quando si fa un po' più anziano, insomma, cambiano determinate esigenze, anche determinate volontà da parte della persona. Lo può modificare quel testamento? Assolutamente sì, la revocabilità è la caratteristica peculiare del testamento. È un atto sia se olografo sia se pubblico? Qualsiasi forma di testamento, e soprattutto non è che se io faccio un testamento pubblico poi devo revocarlo necessariamente attraverso un testamento pubblico, posso farlo anche con un testamento olografo, cioè il legislatore riconosce alla persona la libertà di tornare sui propri passi fino all'ultimo momento della propria vita, proprio perché ogni persona deve essere nella piena autodeterminazione nel momento in cui si dispone dei propri beni. Vediamo il terzo cartello grafico e la differenza tra nord, centro e sud. Vediamo che al nord tantissime persone rispetto alla media complessiva, 36.000 testamenti, al centro 15.000, al sud 24.000. In base alla sua lunga esperienza, c'è qualche curiosità? Cerchiamo di dare anche un... Ma la curiosità, diciamo che questi dati numerici rispecchiano in realtà quella che è l'andamento dei decessi, perché se noi prendiamo per esempio il 2016, come è stato preso per queste statistiche, noi vediamo che il dato complessivo di 76.000 testamenti, rapportato al numero dei decessi, che sono stati 615.000, fonte Istat, ci danno un dato per cui una persona su 8 che è deceduta ha avuto la pubblicazione del suo testamento, confrontando il dato fra i decessi e i testamenti pubblicati. E parimenti, se noi vediamo i dati delle aree, vediamo che al nord nel 2016 ci sono stati molti più decessi, al centro molti di meno e al sud diciamo una misura corrispondente, quindi diciamo che c'è un equilibrio sostanzialmente tra le varie parti della penisola. Vediamo le domande che arrivano da casa. Maris. Carmen su Facebook ci dice: un testamento privato non depositato da un notaio non potrebbe essere occultato per caso dagli eredi e quindi far volatilizzare le intenzioni del decuius, perché dice personalmente non ho la possibilità economica di andare dal notaio, ecco, in quel caso come poi posso... magari ci dice anche quanto economicamente costa un testamento mediamente, oppure se è possibile dare delle indicazioni di massa. Allora, per rispondere alla domanda, ecco, quindi è un rischio assolutamente possibile, molto... Quello pubblico è più sicuro. È sicuramente
assolutamente sicuro, laddove proprio la possibilità a cui faceva riferimento la telespettatrice è un rischio assolutamente fondato. Lo smarrimento, la contraffazione del testamento olografo è proprio il vulnus che, diciamo, rende questa forma testamentaria poco sicura. E quindi ovviamente il consiglio che diamo: rivolgetevi al notaio, un notaio di fiducia che vi darà la garanzia della sicurezza. Per quanto riguarda i costi, non è possibile dare una risposta univoca, perché è ovvio che se si va dal notaio per disporre di un patrimonio cospicuo, con una situazione familiare molto complessa, e quindi si vuole disporre dei propri beni con una pianificazione anche difficile, è ovvio che avrà un determinato costo. Una persona poco abbiente che deve magari disporre soltanto della propria abitazione, beh, sicuramente sarà un costo non assolutamente in ogni caso è un modo per evitare tante piccole problematiche poi del futuro che sorgono inevitabilmente. E quindi conviene fare un colloquio con il notaio e valutare se quella è una strada da percorrere, e quindi investire un po' di soldi in questa scelta, in questo negozio del testamento pubblico. Ancora le domande da casa. Maria da Pisa ci ha mandato una mail e ci chiede in quali circostanze un testamento può essere considerato nullo. Allora, quando è che è nullo? Lo rispondiamo tra qualche istante con i nostri esperti, col notaio, col dirigente degli archivi notarili. Solo qualche istante di pubblicità e poi torniamo in studio per la risposta. Entriamo in studio, stiamo parlando del testamento. Allora, notaio, la domanda del nostro telespettatore prima della pubblicità era: quando è che un testamento è nullo? Proprio brevemente, se ce lo può. Allora, per rispondere proprio in maniera molto sintetica, il testamento olografo è nullo quando non è scritto, quindi direttamente dal testatore, quindi manca l'autografia e non è sottoscritto. La mancanza manca la firma. Esatto, la mancanza della data è causa di annullabilità e non di nullità. Il testamento pubblico e il testamento ricevuto dal notaio vi è anche un'ulteriore causa di nullità, laddove non siano indicate l'ora di sottoscrizione, deve essere anche indicata l'ora di sottoscrizione. Quindi l'ora è importante in quello pubblico, la firma e la data invece su quello che scriviamo a mano. Anche nel testamento pubblico ovviamente è fondamentale, ma lì c'è l'avallo del notaio e quindi difficilmente, insomma, si può incorrere in questa causa di nullità. Le telefonate da casa, Maris? E allora andiamo a Rimini perché ci aspetta dall'altro capo del telefono la signora Zina. Buonasera. Buonasera signorina. Prego. Io volevo chiedere, facendo un testamento olografo, avendo diciamo la casa intestata a me e a mio marito, si può parlare diciamo in plurale e poi firmare tutti e due? Con magari soltanto però la calligrafia di una persona. Grazie. Vediamo, diamo subito una risposta al notaio Abate. Assolutamente no, anche quella è una causa di nullità. Il testamento congiuntivo è un testamento nullo, il testamento è un atto unipersonale, deve essere scritto, firmato dalla persona, dal testatore, non è possibile che vi sia l'intervento di altre persone, per quanto a noi legati affettivamente. Assolutamente no, signora. Allora, c'è una crescita, ora vediamo un servizio, una battuta, lo chiedo al dirigente degli archivi notarili, una crescita anche nel testamento uno può sicuramente dare ai figli, ai nipoti, ai parenti, ma anche donare qualcosa, dar qualcosa di questo testamento a delle onlus, a delle organizzazioni. Sì. E così è in crescita questo fenomeno nel nostro paese negli ultimi anni? Sì. Diciamo che noi come Registro Generale dei Testamenti non abbiamo dati in questo senso, perché noi non abbiamo dati sul contenuto delle disposizioni testamentarie, in quanto comunque soggetti che effettuano le ispezioni degli atti notarili, noi visioniamo tutti gli atti di pubblicazione dei testamenti e quindi da questo lato possiamo sicuramente dire che c'è un... Lo chiediamo al notaio perché vediamo il servizio subito da Torino. Sì, c'è stato davvero un incremento in questi ultimi anni per quanto riguarda i testamenti che contengono disposizioni con fini di solidarietà, quindi anche a favore di enti, a favore delle onlus, e soprattutto ricordiamo che da poco è entrata in vigore la riforma del terzo settore, che prevede anche delle grandi agevolazioni fiscali relativamente a donazioni e disposizioni a favore di enti. Ecco, ne parleremo tra qualche istante, ma prima vediamo un servizio da Torino. Marta Manzo è andata a Torino, vediamo questa forma di testamento a favore di qualcuno che fa del bene. Vediamo.
Fondazione Don Gnocchi è un ente no profit fondata circa 70 anni fa dal beato Don Carlo Gnocchi, che segue le fragilità delle persone, quindi dal punto di vista socioassistenziale, sociosanitario, riabilitativo. Nello specifico qua ci occupiamo di riabilitazione di gravi cerebrolesioni, pazienti neurologici, pazienti ortopedici, dal momento della degenza fino al loro domicilio. La ONLUS si mantiene attraverso quelli che sono le convenzioni col Servizio Sanitario Nazionale e poi ha una parte dove ci sono delle oblazioni e dei lasciti. Qui a Torino abbiamo avuto 2 lasciti in particolare, uno è legato a un lascito testamentario dove la sede ha lasciato una parte del proprio patrimonio, l'altro è un lascito che riguarda l'aspetto dopo di noi. L'accordo che si è avuto con questa famiglia è stata quella di occuparsi del loro familiare, e questa famiglia ha dato così la disponibilità di costruire alcune stanze in modo tale che il suo familiare fosse lì allocato e seguito dal personale della Don Gnocchi. Alla morte di questo familiare le stanze sono passate, appunto sono state donate poi alla Fondazione Don Gnocchi. I lasciti consentono di compensare e integrare quelle che ormai sono sempre più le risorse ridotte della sanità. Noi possiamo integrare quelli che sono i nostri investimenti in attrezzatura, apparecchiatura e in aspetti strutturali, e questo ci consente naturalmente di aumentare anche i servizi. Questa è una delle stanze col lascito, abbiamo fatto dei lavori di adeguamento, lavori di ristrutturazione. È frequente che le persone lascino lasciti o oblazioni. Sono pazienti o familiari dei nostri pazienti, quindi hanno avuto modo di conoscere come lavoriamo e i servizi che eroghiamo. Per noi è sicuramente un bel riconoscimento, soprattutto dai cittadini che vivono nel territorio dove noi operiamo. Questo è il servizio che abbiamo visto di Marta Manzo, quindi un fenomeno in grande crescita, ma abbiamo tante domande, ringraziamo i nostri telespettatori. Maris. Andiamo subito a Verona dove ci aspetta la signora Cinzia, buonasera. Buonasera, salve. Io ho una domanda da farvi. Prego. Cosa succede nel caso in cui sia venuto a mancare un genitore, sia stata fatta la successione con i rispettivi figli e poi ci si ritrovi a distanza di 3 anni nel sgomberare la casa un testamento olografo, come avete spiegato, cioè scritto dalla persona interessata, che va a cambiare la divisione dei beni. Molto chiara la domanda, vediamo di dare una risposta. Quando si trova successivamente è un problema, sì, vero notaio? La successione testamentaria prevale sulla successione legittima, quindi in questo caso bisognerà pubblicare questo testamento, rivolgersi al notaio e dare esecuzione a quelle che sono le volontà riportate, contemplate dal testamento stesso. Tornando al servizio, c'è una quota che uno può in qualche modo dare alle ONLUS, a enti di beneficenza, c'è una quota della propria... Allora, le persone che non hanno parenti legittimari, eredi legittimari, possono lasciare l'intero patrimonio, gli altri possono disporre liberamente della cosiddetta quota disponibile, ed è, devo dire, veramente una causa molto importante questa a favore degli enti. Le disposizioni con fini di solidarietà e il notariato si è molto impegnato per sensibilizzare l'opinione pubblica su questi temi. Maris, domanda. Un'altra domanda, Angela ci dice, è deceduto il nostro papà, io e mio fratello però vorremmo rinunciare all'eredità in favore di nostra madre, ecco, quali prassi dobbiamo seguire, cosa fare? Anche qui bisogna rivolgersi indicativamente, preferibilmente da un notaio, si può fare anche presso la cancelleria del tribunale, ma una rinuncia all'eredità, però ricordiamo, loro possono rinunciare a meno che non hanno figli, perché in questo caso c'è la rappresentazione, il diritto di accettare l'eredità va a favore dei discendenti dei rinuncianti, quindi anche qui il consiglio è rivolgersi al notaio, prospettare la propria situazione e così avere la sicurezza di percorrere la strada più giusta. Maris. Stefano su Facebook ci scrive, vorrei sapere per favore se un testamento olografo fatto da una persona che non ha coniugi e figli a favore di un'altra persona con la quale non ha alcun grado di parentela è valido o meno. Chiedo al... Beh sì, come è già stato detto... È stato già detto. Però vi chiedo, all'estero come funziona?
Ma il discorso internazionale è veramente molto interessante, nel senso che in questi... Oggi insomma, è di attualità. Allora, è molto di attualità, come dimostrano anche le statistiche che abbiamo pubblicato, perché danno il numero dei testamenti di persone straniere in costante aumento. Esiste una sensibilità a livello della comunità europea per l'interconnessione dei registri testamentari in modo che si possano effettuare ricerche sia dall'estero nel registro generale dei testamenti italiani, sia dall'Italia nei registri generali dei testamenti degli altri paesi della comunità europea o dei paesi che hanno aderito comunque alla Convenzione di Basilea. Grazie davvero al dottor Alessandro Todeschini, dirigente degli archivi notarili, grazie al notaio Gianluca Abbate, consigliere nazionale del notariato con delega al sociale. Per stasera Maris è tutto. Per questa sera è tutto, ricordiamo ai telespettatori che domani Attenti al Lupo non andrà in onda perché dalle 17:30 potremo seguire la Santa Messa celebrata da Papa Francesco per i religiosi, quindi Attenti al Lupo vi dà appuntamento a martedì prossimo, martedì 6 parleremo del caffè, quanti di noi lo prendono? Ecco, invece dobbiamo fare dei saluti doverosi alla signora Elisabetta che ci segue da Napoli e un augurio di pronta guarigione alla figlia Anna. Mandiamo un bacione a loro e anche a tutti quanti voi. Buon fine settimana e a presto, arrivederci.